Amici del Ferrucci Sport Channel, ben ritrovati sulle nostre frequenze. La Serie C regionale, una delle grandi esclusive della nostra emittente in streaming su web tv e anche su digitale terrestre. Stasera siamo al Pallatesini di Tarcento per il big match della sesta giornata di andata. In campo la Fluid System 80 Tarcento in maglia bianca e la Blue Energy Codolpo in maglia rossa, già andata a segno la formazione padrona di casa con 2 punti di Munini, il capitano col numero 14, che è su perché assieme a Antena, Clemente, Bellina e Barazzutti, mentre la Blue Energy Codolpo è su in campo con Pontissonata, Moretti, Sappa e Malfante. Tante assenze importanti. Nel Codolpo manca Serrao, Marco Serrao, il tiratore che è assente per motivi di lavoro, mentre nella Fluid System 80% ormai da parecchio tempo a questa parte, mancavano già nella partita che abbiamo commentato qualche settimana fa, mentre Munini va a realizzare altri 2 punti per Tarcento. Dicevamo, nella formazione pedemontana di coach Alberto Andriola mancano Andy Bonoli, manca Fabio Baccino e manca anche Cristian Fumolo, anche se Fumolo e Baccino sono dati in prossimo rientro in squadra. Nella Fluid System 80% c'è anche Accardo in condizioni fisiche critiche, ma è schierato referto, quindi vedremo se riuscirà a giocare qualche minuto al buon H oppure anche questa volta dovrà fare buon viso a cattivo gioco agli infortuni che lo stanno limitando. 4-0 punteggio dopo 1 minuto e mezzo in questo primo quarto e la Fluid System 80% insiste con Barazzutti che realizza il jump del 6-0. Blue Energy che deve ancora trovare il ritmo in attacco, ci prova Pontisso con un jump dai 6,75, tiro non contestato dalla difesa pedemontana. Andriola perplesso in panchina nell'osservare il comportamento difensivo dei suoi. Buon per Codolpo che va a referto, non per ghiaccio, con i primi 3 punti di Pontisso. Bellina deve accelerare le operazioni perché stavano scadendo i 24 secondi a disposizione della Fluid System. Sbaglia Bellina e già dall'altra parte Pontisso. Malfante in post basso, semigancetto in corsa stile anni 50. Tiro sbagliato da Manfante. Va di gioco ragionato la Fluid System. Barazzutti, Munini dall'angolo da 3 punti, Padella, Clemente sale coi tempi giusti al rimbalzo offensivo, viene stoppato però da Malfante che aveva preso il tempo al giovane numero 9 pedemontano, che ha preso il posto in quintetto di David Gaspardo. Ecco chi era il quarto che mancava nelle fila della squadra di Andriola. Stavo pensando che con un quintetto formato da uno qualsiasi, potrei mettermici anche io come playmaker e poi Fumolo, Gaspardo, Baccino e Bonoli, probabilmente anche io come playmaker non sfigurerei in Serie C. Per Andriola sono tutti giocatori non utilizzabili. Malfante, basso Malfante, prova l'azione necessità, sbaglia. Sappa al rimbalzo offensivo, garantisce l'extra possesso alla Blue Energy. Malfante, sempre lui, slalomeggia, si gira, si volta in post basso. Malfante, canestro di classe per Marco Malfante, che ha mani morbide e anche senso della posizione in post basso. -1, Blue Energy, 6-5 punteggio. Barazzutti, testa bassa verso il canestro, Moretti resta con lui, sbaglia però la posizione difensiva e commette fallo. Commette fallo Matteo Moretti. In panchina c'è anche Massimiliano Moretti, che è l'altro erede di Maurizio Moretti, che è seduto qui in tribuna. Munini, Bellina da 3 punti in posizione frontale, tripla di Federico Bellina, +4 Fluid System, 5-9 il punteggio per i padroni di casa.
5:47 al termine del primo periodo. Vi ricordo che su fvgsportchannel.com potete certamente rivedere le partite che vanno in onda sulla nostra emittente. Potete rivedere anche questo pretenzioso tentativo di passaggio dietro la schiena di Moretti. Infatti Bosini chiama time out per cercare di spiegarsi con i suoi. Meno leziosismi, più concretezza. Potrebbe essere questo il messaggio che coach Bosini dà alla sua formazione in questo primo time out della partita. Dicevamo fvgsportchannel.com, potete seguire on demand tutte le partite che vanno in onda sulla nostra emittente su internet, con la comodità di poterle guardare anche attraverso lo smartphone piuttosto che il vostro PC, piuttosto che il vostro tablet o il vostro iPad. Tutti i vostri devices sono utili per rivedere il grande basket in Friuli Venezia Giulia. 9:300, 5 Codolpo, c'è il time out ora chiesto da Bosini. (5:33) al termine del primo periodo. 309 Codolpo 5. In attacco i padroni di casa della Fluid System 80 di Alberto Andriola con Balazzutti. Munini contro Pontisso. Pontisso resta fisicamente col capitano pedemontano. Fallo di Pontisso. 2 tiri liberi per Claudio Munini. Ieri sera chi era a Fogliano per il derby Fogliano contro Romance, Geoclima contro Ferroluce, si è divertito parecchio. Bella partita. Anche questa visibile su fvgsportchannel.com, ma anche su Digitale Terrestre nel nostro palinsesto. Munini realizza i tiri liberi e manda in doppia cifra la Fluid System. 10-5 il punteggio. 5 minuti al termine del primo quarto. Forse inflazione di passi di Diego Nata. Palla resta in possesso della Blue Energy con lo stesso Nata che va ad attaccare Bellina. Malfante nel pitturato. Marco Malfante. -3. Blue Energy Codolpo a contatto con la Fluid System 80. Bellina voleva l'alto basso verso Clemente, ma Clemente non si mette in visione. Allora si va da Munini che forza l'1 contro 1, è carico, è caldo, è concentrato e in giornata sì Claudio Munini. Tiene avanti i suoi di 5, 12-7 punteggio. Moretti, anche Moretti va ad attaccare il canestro, prova a lottare Nata, ma il rimbalzo è sempre della Fluid System 80. Bacino e Fumolo, e scusate se è poco. Sappa recupera il possesso, fa ripartire la transizione offensiva della Blue Energy. Ci sarebbe l'alto basso verso Manfante, ma capisce tutto Clemente e devia il pallone quel tanto che basta per consentire a Balazzutti di far viaggiare la transizione offensiva. Adesso Clemente va a prendere posizione in post basso, ci sarebbe anche in questo caso l'alto basso, ma Bellina preferisce esplorare altre opportunità. Antena. Bellina 1 contro 1 contro Nata. Nata resta con lui fisicamente. Bellina va di forza. Nata non lo tiene. 2 tiri liberi a disposizione di Federico Bellina. In ogni caso la Blue Energy Codolpo ha esaurito il bonus, mentre ancora nessun fallo fischiato alla Fluid System 80. Bosini richiama in panchina Pontisso e manda in campo il numero 13 Alessandro Sant, altro figlio d'arte codolipese. 2 tiri liberi per Federico Bellina. +7 doppiata la Blue Energy, 14-7 il punteggio, 3-18 al termine del primo periodo. Ribalta al lato Codolpo, ancora Sappa che attacca Bellina, che Bellina non sapeva bene se difendere su Sappa oppure no. C'erano stati
2 cambi difensivi e sul terzo la difesa Fluid System 80 era andata a farfalle. Sappa ne ha approfittato, palleggio verso il tiro, 2 punti, meno 5 Codolpo, 14-9. Balazzutti, Malfante gli sbarra la strada. Antena, Bellina, giro e tiro dalla media distanza. Federico Bellina con le mani ben educate che si ritrova. Lui è un gioco da ragazzi, rimettere 7 punti di vantaggio per Tarcento su Codolpo. Ed eccolo qui il primo fallo di squadra chiamato ai padroni di casa. Il responsabile è Luca Clemente. Stava impedendo il taglio a Malfante, mentre Andriola sostituisce Bellina. Rimanda sul parquet Claudio Munini e Bosini opera una contromossa, chiama Federico Girardo in parquet al posto di Nata, quindi sarà Malfante a occuparsi di Clemente e Girardo va su Munini. Sono questi i mismatch proposti da Bosini, mentre Moretti attacca il canestro, gioca a 2 con Girardo. Girardo in qualche modo controlla la palla e riesce a realizzare nella selva di braccia alzate sotto il canestro di Tarcento. Resta a meno 5 la Blue Energy, 16-11 punteggio, 2-14 al termine del primo periodo. Munini, Vidani post up, ma Balazzutti decide di andare 1 contro 1 con Moretti, sbaglia Balazzutti, ma Antena hanno tagliato fuori da Sant, garantisce l'extra possesso. Poi proprio Sant commette il fallo su Vidani. Questi sono tiri liberi regalati dalla Blue Energy alla Fluid System 80. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco, 16 Tarcento, 11 Codolpo, ma Vidani è in lunetta con 2 tiri liberi, quindi il tassametro è ancora in funzione per la squadra di Andriola. Assegno entrambi i personali di Vidani, più 7 Fluid System 80. Moretti chiama doppio blocco alto, Malfante in partenza in palleggio dalla posizione di guardia. Malfante è un'ira di Dio quando può partire in palleggio, soprattutto se Clemente non gli mette pressione a livello difensivo. Per Malfante il gioco da ragazzi, segnare questi canestrini in corsa di tocco. Meno 5 Codolpo, adesso dai e va, no, Clemente dice però se mi attaccate in difesa io provo a mettermi in luce in attacco, così ve la faccio pagare. Bravo Clemente, giro e tiro dal post basso. Primi 2 punti per Luca Clemente, che scatenano gli applausi del pubblico di Tarcento, che mi sembra che ben numeroso. Mi fa piacere constatare che al Palatesini c'è un bel pubblico. E Andriola fa uscire Clemente, manda in campo, eccolo qua, Francesco Accardo fa il suo esordio in partita. Vediamo in che condizioni è H. Balazzutti rende complicata la rimessa in zona d'attacco alla Blue Energy. Moretti vuole il blocco di Girardo, poi Moretti devia la palla, fa arrivare la boccia a Malfante che spara una tabellata micidiale, ma c'è sempre Sappa nella zona delle operazioni. Sappa però non concretizza il rimbalzo offensivo. Resta a meno 7 la Blue Energy, in attacco ora c'è la Fluid System 80. Cardo, Antena vuole Munini post basso contro Girardo, bella sfida tra due giovani, tra due giocatori. Beh, Munini non è più tanto giovane, ma Cardo sì. Munini fa valere la classe, l'esperienza, il talento e realizza il più 9, massimo vantaggio Fluid System 80.
Vuole un tiro solo Bosini, mancano 10 secondi ora. Moretti, Giraldo da 3 punti, Giraldo forza la situazione, c'era ancora un po' di tempo e regala qualche secondo ad Antena per tentare l'ultima preghiera alla fine del primo quarto, che non va, e va in archivio il primo periodo sul punteggio di Fluid System 80 22, Blue Energy 13. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità, nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta SPA, 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Secondo quarto al Palattesini di Tarcento per il big match della Serie C regionale della sesta di andata. In campo la Fluid System 80 in maglia bianca e la Blue Energy Codroipo maglia rossa. 22-13 punteggio più 9 per i padroni di casa che recuperano il possesso sul primo attacco del quarto da parte di Codroipo. Vuole mettersi all'efferto anche Stevantena, ma sbaglia il suo classico tiretto in transizione. Sbaglia dall'altra parte anche Girardo al centro area, era una buona opportunità per il numero 5 di Casarsa. Secondo me l'anno scorso è stato lui il migliore giovane, il migliore rookie della Serie C regionale. Se quest'anno richiama time out perché vede i suoi sbandare pericolosamente. Barazzutti esce a cadere dai blocchi, ma la palla è per Bellina che vuole attaccare Nata. Adesso Bellina a memoria con un passaggio no look che per fortuna di Andriola resta in possesso ai pedemontani, che recuperano dalla spazzatura della partita questi 2 punti. Andriola carica anche il pubblico. 28-13 13 Codroipo. Time out chiesto da Bosini per tamponare l'emorragia. Si stampa sul secondo ferro. Adesso in qualche modo Sappa
voleva servire Pontisso, ma c'è Barazzutti abile a derubare la Blue Energy del possesso. Vidani sull'end off, c'è il fallo di Nata. Mentre esce Moretti, al suo posto in campo Alessandro Sant, e sarà lui assieme a Pontisso a giocare in posizione di playmaker, mentre Munini in ufficio, post medio, giro e tiro. Fallo di Gilardo, che non ha ancora capito come difendere su Claudio Munini. L'unico modo è impedire che riceva il pallone, per cui devi andare di anticipo, non certamente poi di fisico. Caro Gilardo, consiglio spassionato. 2 tiri liberi per Klaus Munini. Tredici dopo 29. Fluid System 80. Sappa vuole Nata in post basso contro Bellina. Nata si avvicina al canestro, tenta l'incrocio che Bellina gli impedisce anche per il raddoppio difensivo. La palla esce oltre l'arco di 6,75 per Alessandro Sant, che infila la tripla, che è ossigeno per la Blue Energy, che dunque ritorna a mettere punti sul tabellone dopo una secca che era durata qualche minuto. Accelera Barazzutti, sbaglia il sottomano, e poi sul tentativo di transizione offensiva Pontisso subisce il fallo di Accardo, che passava di lì per caso, viene abbattuto dal numero 10 Codoi Pese. Posizione difensiva non legale per Accardo. Sei minuti al termine del secondo quarto. Blue Energy in attacco 16, Fluid System 80%, in difesa 29. Sappa dietro il blocco di Nata. Sappa spara una sospensione, un tiro a sospensione fuori misura. Bellina, ribaltato per Accardo, c'è Vidani nell'angolo. Munini contro Gilardo, si ripropone il duello. Gilardo va a farfalle in difesa, virata e giro dorsale per Claudio Munini, altri 2 per Klaus. Sappa non ha ancora capito il tipo di difesa che sta adottando la Fluid System. Secondo me non hanno capito neanche i giocatori di Andriola, che si stavano guardando come per dire: ma che tipo di difesa dobbiamo fare? Nel frattempo che i giocatori di Tarcento si mettevano d'accordo, Pontisso piazza il jump del meno 13, 18-31. Comunque in totale controllo della situazione la Fluid System 80. Munini, sempre lui, esce dal blocco, stavolta sbaglia un tiro aperto. Sappa, l'angolo per Sant, che prima aveva segnato da 3 e adesso segna da 2 sul lato opposto. Alessandro Sant, meno 11 Blue Energy. Oh, passaggio a vuoto della difesa della Fluid System 80. Così, se fossi in Andriola, chiederei ai miei giocatori di dare la palla il più possibile a Munini. Bellina contro Nata, al problema di girarsi. Nata oppone il fisico, ma Bellina realizza un canestro favoloso. Virata e tiro con giro dorsale in fade away. Gran canestro di Bellina. Poi adesso nella tonnara sto canestro, sui tagli nel pitturato c'è il fallo di Accardo, credo ai danni di Gilardo.
esce proprio H, che ha commesso il suo secondo fallo. Al suo posto rientra Antena, esce anche Bellina, al suo posto rientra in campo Luca Clemente, per cui quintetti in campo per Tarcento e maglia bianca. I giocatori sul parquet sono Vidani, Antena, Barazzutti, Munini e Clemente. Per Codorpo in maglia rossa i giocatori in campo sono Girardo, Sappa, Pontisso, Sant e Malfante. Vidani fa viaggiare il pallone verso Barazzutti, che in qualche modo mantiene il possesso della palla. No, perché Sappa in take scivolato va a rubare il pallone, e poi Pontisso fa viaggiare Girardo, che in campo aperto, in contropiede, comunque in transizione primaria è efficacissimo, realizza il -11 per la Blue Energy. 33-22, 3 minuti e 15 secondi al termine del secondo periodo. Vidani esce dai blocchi, c'era un fallo su Vidani non chiamato da Penzo e Carbonera, c'era un fallo su Munini, stavolta sì. Munini realizza con il fallo di Malfante. Infatti i due arbitri si stanno consultando per capire a chi affibbiare il fallo, credo. Sì, il fallo di Malfante, che aveva calato la mannaia stile macellaio di San Vito al tagliamento, e la palla. Però ce l'aveva Munini, che ha realizzato, e ha anche il tiro libero supplementare per riportare a +14 i suoi. 35-22 il punteggio in questo momento, 3 minuti al termine del secondo quarto. Munini in lunetta. A segno l'aggiuntivo per Klaus Munini, +14 per la Fluid System 80, 36-22 punteggio, 3 minuti al termine del primo tempo. Pontisso vuole Malfante in post basso, Malfante deve cercare di liberarsi di Clemente, che credo in questo caso avesse difeso bene nella circostanza. L'arbitro Penzo però vede il fallo del numero 9. Io non avrei fischiato niente. 2 tiri liberi per Marco Malfante. Segna solo il secondo a sua disposizione Marco Malfante. Tiene a -13 i suoi, 36-300, 23 Codroipo, 2 minuti e 45 secondi al termine del secondo quarto. Vidani, ancora Munini, questo fallo clamoroso da parte di Sappa, che aveva uncinato Munini. È arrivato con quel pizzico di ritardo il fischio dell'arbitro, che aveva già determinato qualche malumore in tribuna, ma insomma fallo direi sesquipedale. 2 tiri liberi per Capitan Munini, che credo sia già abbondantemente in doppia cifra. Realizza il secondo. Girardo contro Munini, Girardo gira il tiro dal post basso, appoggio il tabellone, fatto molto bene di fondamentali per Federico Girardo, che poi in difesa viene piazzato su Antena con il chiaro obiettivo di oscurare un po' la visuale al playmaker tarcentino. Barazzutti contro Sant, buona la difesa di Sappa su Munini. Secondo quarto, chiama lo schema 2 Sappa. Malfante, Girardo al quarto di campo libero, invece la palla viene ribaltata sul lato opposto
Ancora per Sappa che vuole il post up di Malfante, gira tiro dal post basso, appoggia la tabella Malfante, sfortunato, la palla a un ribalzo beffardo ed esce. Ultimo minuto del secondo periodo. Antena, cambio difensivo, finisce Sappa su di lui, Antena lo attacca, deve tirare Vignani da 9 metri perché stava per scadere. I 24 secondi, Federico, boom, boom, Vignani, più 14 Fluid System. Pontisso attacca il canestro, Tarcento si stava beando sulla tripla da 9 metri di Vignani e Pontisso ha punito la difesa pedemontana. Non può andare fino in fondo Antena perché c'è un secondo di discrepanza tra il cronometro del 24 e quello della partita. Però è chiaro l'obiettivo della Fluid System 80 di mangiare quanto più tempo è possibile sul cronometro. Antena sotto mano il controtempo e poi Clemente realizza il tapping del più 14 con cui la Fluid System 80 va al riposo 42-28. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta SPA, 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Secondo tempo al Palatesini di Tarcento in campo la Fluid System 80 in maglia bianca e la Blue Energy Codorep in maglia rossa, il big match della sesta di andata della Serie C regionale. Mulini si segnava anche questo, andavo giù a fargli i complimenti proprio di persona. 28-42 più 14 per la Fluid System 80 dopo i primi 2 quarti. Codorep è rimasta agganciata ai padroni di casa solo per qualche minuto, salvo poi subire l'allungo della Blue Energy costruito su canestri in serie di Munini, sulla solidità di Bellina e anche su qualche lacuna oggettiva in difesa da parte di Codroipo.
che non ha percentuali di realizzazione efficaci. Per la Fluid System 80 Munini ha già toccato quota 20 punti personali. Adesso è 42-31 il punteggio, più 11 per la Fluid System 80. In attacco la Blue Energy, che è in campo con Pontisso, Moretti, Sappa, Nata e Malfante. Sappa sbaglia il tiro da 3 dall'angolo, l'ultimo a toccare è Malfante, mentre la Blue Energy, che è la Fluid System 80, è sul parquet con Clemente, Antena, Bellina, Munini e Vidani. Nella Blue Energy dopo manca Serrao, assente per motivi di lavoro. Nella Fluid System 80 mancano per motivi vari Bonoli, Gaspardo, Baccino e Fumolo. Buon per Andriola, che comunque c'è Bellina e quindi si può andare a realizzare 44esimo punto. Più 13 Fluid System 80, Malfante prova a metterci una pezza e Malfante piazza il tiretto dalla medio-lunga distanza, dai 6 metri, in faccia a Clemente, che dovrebbe essere un attimino più volitivo in difesa in quella circostanza, perché Malfante da lì realizza a occhi chiusi. Munini, end off con Bellina, Munini arriva al ferro, viene abbattuto dalla contraerea Codroipese, il fallo è ancora di Malfante. Secondo fallo per Malfante, 2 tiri liberi per Klaus Munini. Giusto sottolineare la presenza in tribuna anche di Sandrino Bradamante, che è qui in veste solo di spettatore, non certo di commissario di campo, di ufficiale. Però Sandrino Bradamante ai big match di Serie C c'è sempre. Malfante al quarto di campo libero, non sfrutta l'opportunità. Pontisso voleva la tripla, ma invece preferisce andare con Moretti. Si va in post basso da Nata, che poi ribalta al lato per Sappa, che deve andare al tiro perché stanno per scadere 24 secondi. Sappa, extra pass per Moretti, tiene stoppato Moretti, quindi vanificato anche il potenziale tapping da parte di Nata. Gioisce Andriola, ne ha ben donde, la sua difesa è a tenuta stagna in questa fase iniziale del terzo quarto. 7:22 al termine del terzo periodo. In attacco la Fluid System 80% con 13 punti di vantaggio. Vidani da 3, sbaglia Vidani, che però ha un problema fisico pure lui. Nata si invola in contropiede. Il fallo è dello stesso Vidani. Sappa. Moretti attacca Antena, che si dimentica di difendere. Moretti però lo grazia con uno sbaglio in sottomano abbastanza evidente. Nata tiene il perno, va di semigancio sinistro. Bravo Nata, che in queste situazioni fa sempre valere sia il fisico sia la tecnica. E resta a meno 11 la Blue Energy, comunque attaccata alla partita, anche se la Fluid System 80 dà l'impressione di poter accelerare in qualsiasi momento, soprattutto affidandosi ai suoi due giocatori di punta, cioè Bellina e Munini, che adesso combinano per un pasticcetto che non ha gravi ripercussioni, se non che mancano 5 secondi allo scadere dei 24 a disposizione della Fluid System per andare al tiro. Alto basso, Bellina, Munini si gira verso il canestro, sbaglia e Nata suona la carica, recupera l'imbalzo in difesa, poi si fa vedere in attacco, alto giro e tiro. Bellina però lo stoppa, scolastico Nata. Pontisso sulla linea di fondo, alto extra pass per Nata, ancora Pontisso e la Blue Energy
pasticcia il pallone, poteva riportare in singola cifra lo svantaggio dei codrepesi. Bosini non certamente contento, mentre Andriola richiama e panchina Antena e manda in campo Barazzutti per dare quel pizzico di verve che Antena stasera sinceramente non sta offrendo. Difesa aggressiva per la Blue Energy. Barazzutti, qualche problema con Moretti. Anche qui mi sembrava onesta la difesa di Moretti, fallo comunque su Barazzutti, rimessa verso la zona d'attacco della Fluid System 80. Ancora 2 falli da spendere prima di esaurire il bonus la Blue Energy, ne ha 3 prima di esaurire il bonus la Fluid System 80. 5:48 al termine del terzo periodo. Bellina attacca dal palleggio, questi sono passi di Bellina, ma alla fine invece viene fischiato il fallo a Malfante, che, va detto, aveva una posizione difensiva non ortodossa. Terzo fallo di Malfante, quindi già qualche motivo di preoccupazione per Bosini, che adesso si rivolge all'arbitro Penzo e dice: caro arbitro Penzo, basta così. E l'arbitro Penzo risponde a Bosini e dice: coach, basta così anche per lei, basta proteste. Munini contro Sappa, che sta facendo comunque un discreto lavoro su Munini, considerando la differenza di altezza tra i due. Munini infatti va a cercare il mismatch in post basso. Vidani allo scadere, Vidani sulla sirena del 24esimo secondo, più 13 Fluid System 80, 48-35. Risponde da 2 punti Pontisso, e credo che proprio sul talento di Pontisso la Blue Energy possa provare a costruire un tentativo di recupero, proprio affidandosi al suo uomo di maggiore istinto offensivo, assieme a Malfante, che però adesso ha le mani piene, come si dice in difesa, per cercare di limitare Bellina. Sbaglia Bellina, nessuno taglia fuori Clemente, che al volo realizza un altro tap-in per il nuovo più 13 della Fluid System 80. 4:40 al termine del terzo quarto, 50%, 47 Codroipo. Malfante dal top of the key, poteva andare al tiro Malfante, invece cerca un difficile passaggio verso Nata. Palla persa per la Blue Energy per eccessiva generosità. Andriola invece dà un po' di riposo a Munini, manda al suo posto in campo Accardo, che ha bisogno di minuti per ritrovare continuità, per ritrovare confidenza con il parquet dopo un lungo periodo segnato dagli infortuni, dai problemi fisici. Barazzutti, Vidani, ribattato per Bellina, che attacca dal palleggio, resta con lui Malfante. Allora Bellina si esibisce in un palleggio, in cambio di direzione dietro la schiena, sbaglia, ma c'è Barazzutti che garantisce l'extra possesso alla Fluid System 80. Barazzutti virata a canestro sulla testa di Moretti. Barazzutti, che canestro! Più 15 Fluid System 80, 3:53 al termine del terzo quarto. 5-2, 300, 3-7 Codroipo. Malfante, ora Clemente non gli lascia spazio e resta con lui. Bella difesa di Clemente, Malfante è semplicemente più bravo. Appoggia la tabella, il meno 13. Barazzutti non riceve in uscita dai blocchi. Caldo vuole andare da Vidani, che premia Clemente. Clemente! Passaggio non look sul taglio flex di Barazzutti. Che bella azione della Fluid System 80. Anche in questo caso tirata d'orecchio la difesa della Blue Energy. Pontisso contro Accardo. Pontisso di tocco in estensione, canestro alla Pontisso. Meno 13 Codroipo, che resta agganciata alla targa della Fluid System 80. Time out chiesto da Andriola, 3 minuti al termine, 5:44 a 41.
Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta SPA. 20 punti vendita. La passione di una famiglia. La professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Dopo il time out 54-300, 41 Codolpo, mancano 2 minuti e 55 secondi al termine del terzo quarto. In attacco la Fluid System 80 in maglia bianca, la formazione di Andriola che è super che con Accardo, Bellina, Clemente, Vidani e Barazzutti. Bellina a 3 punti! Manda a vuoto Nata che è andato a cercare Anguille sul Torre invece di difendere su Bellina. E Bellina lo punisce. Poi Pontisso subisce il fallo di Accardo. Che Accardo si vede che manca di esplosività. Qualche anno fa avrebbe preso quel pallone e l'avrebbe portato in contropiede nel giro di un nanosecondo. Invece adesso sta ancora cercando la migliore condizione H. Gilardo è rientrato lui dopo il time out. Nata dalla lunetta, posizione frontale, sbaglia, c'è il fallo a rimbalzo offensivo di Massimiliano Moretti ai danni di Clemente. Secondo fallo per lui. 22 minuti e 15 secondi al termine del terzo quarto, più 16 Fluid System 80. In attacco la squadra di Andriola con Accardo, Barazzutti al quarto di campo libero, ma invece vuole andare pick and pop con Bellina che si apre per la tripla. Sfortunato Bellina, la palla ha un rimbalzo beffardo. A rimbalzo però c'è il fallo di Gilardo. Fallo di Gilardo su Clemente e siccome ha esaurito il bonus la Blue Energy ci saranno 2 tiri liberi per Luca Clemente. Da spettatore neutrale quale sono,
rimango un po' perplesso per questo fischio dell'arbitro Carbonera. 2 tiri liberi per Luca Clemente. Due su 2 per il giovane 2 metri classe 1994 della Fluid System 80-300. Gilardo, Pontisso attacca canestro, adesso il tiro di Pontisso dal gomito dell'area, sbaglia, Nata lotta all'imbalzo, la palla è però per Accardo che esce da Alcatraz con la boccia in mano. 1 minuto e mezzo al termine del terzo quarto, sempre più 18 per la Fluid System 80, 59-41. Bellina, c'è l'opposizione di Nata, ma Bellina va di giro e tiro, poco manca che segni anche questo. Bravo Max Moretti a recuperare il possesso e a far partire la transizione offensiva della Blue Energy, chiusa da una tripla a rimorchio di Pontisso. Meno 15 Codolpo. Barassutti rallenta il ritmo. Tanto basso per Bellina. Adesso movimento pigro e poco potente di Bellina, che però resta concentrato sulla palla. Recupera il rimbalzo offensivo e realizza il più 17. 6-1-4-4. 30 secondi al termine del terzo quarto. Altro autoscontro a metà campo. Stavolta il responsabile è Vidani ai danni di Massimiliano Moretti. Terzo fallo di squadra della Fluid System 80, secondo per Vidani, rimessa in zona d'attacco per la Blue Energy. Moretti ferma palleggio, pericolosa la scelta. Sant vuole attaccare Barazzutti 1 contro 1. Si apre Giraldo per il pop da 3 punti, tira una tabellata a padella sul tabellone Giraldo. 10 secondi al termine del terzo quarto, Barazzutti se ne è accorto, gioca pick and roll con Bellina, no, Barazzutti, serve Clemente che è l'uomo degli ultimi tiri e Clemente segna anche questo, voleva anche il fallo e forse aveva pure ragione. Il terzo quarto con il ottavo punto di Clemente va in archivio sul punteggio di Fluid System 80-300 63, Blue Energy Codolpo 44. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Zanutta SPA, 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita.
Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e 2 punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe, ampia scelta e prezzi competitivi oltre alla professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Quarto periodo al Palatesini di Tarcento, in campo la Fluid System 80 in maglia bianca e la Blue Energy Codorpe maglia rossa, e la posticipo il big match della sesta di andata della Serie C regionale 2014-2015 esclusiva di FVG Sport Channel. Vi ricordo che potete seguire questa partita certamente sul digitale terrestre, sul palinsesto dell'emittente, ma anche sul sito web www.fvgsportchannel.com. Nella sezione basket FVG 6-3 Tarcento, 4-4 Codolpo. Vediamo se in quest'ultimo periodo la Blue Energy ha la forza per risalire la china. Certo, a vedere, a giudicare da questo tiro di Malfante forse anche no, ma a giudicare invece dall'energia e dall'opportunismo di Gilardo, che converte Tapin e brucia Munini, subendo anche il fallo per il tiro libero supplementare. Forse anche sì, vediamo. 9:43 al termine. 6-3 Tarcento, 4-6 Codolpo, ma c'è Gilardo in lunetta. Munini contro Sappa. Munini finalmente riesce a ricevere in una posizione profonda nel pitturato e lì non c'è Sappa che tenga. Sono 2 punti per Klaus, che arriva a quota 26. Gilardo, tripla sbagliata. Barazzuti brecca in balzo. Nella Fluid System 80 è entrato anche il numero 11 Alexei Koyanits. Invece zona d'attacco per il padrone di casa, Barazzuti. Tarcento in campo con Barazzuti, Munini, Koyannis, Clemente e Antena. Codolpo in campo con Sappa, Sant, Pontisso, Gilardo e Malfante. Antena fa saltare Sappa, poi la palla con traiettoria fortunata per Antena. Si deposita a canestro. 6-7 Tarcento, 4-6 Codolpo. Di nuovo più 19 per il padrone di casa. Codolpo un po' groghi in questo momento. Pontisso predica basket in attacco, ma sbaglia pure lui, e Munini rallenta il ritmo e dice giochiamo con tranquillità che siamo a più 19, anzi a più 21, 46-67, se la matematica non è un'opinione, è più 21 per la Fluid System. Munini va a cercare il contatto, sbaglia, Gilardo fa la voce grossa di rimbalzo. C'è Sappa che attacca, va di cost to cost. Clemente non va certo per il sottile, cala la mannaia, manda lunetta Sappa. Però dopo il time out chiesto da Bosini, a 7 minuti e 59 secondi dalla fine, sul punteggio di Fluid System 80 Tarcento 67-67, Blue Energy Codolpo 46. Dopo il time out in lunetta per la Blue Energy Codolpo c'è Sappa, che realizza il meno 20 per i suoi colori.
timbra anche il meno 19. Tarcento 6-7, Codroipo 4-8. Fluid System 80-300, maglia bianca in attacco con Antena, Munini, Barazzutti, Clemente e Kojanis. Mentre Codroipo in difesa maglia rossa con Pontisso, Sant, Malfante, Sappa e Girardo. Antena butta lì un pallone sapendo che c'è comunque Clemente arrivato. Clemente però non è potente. Sappa in qualche modo fa arrivare il pallone a Malfante. Pontisso, extra pass nell'angolo per Girardo che ha un tiro aperto. Girardo sbaglia però, ma poi recupera anche il rimbalzo offensivo e poi attacca il canestro con determinazione Federico Girardo. Kojanis tenta un pericoloso passaggio est-ovest verso Barazzutti. Alla fine Andriola preferisce rimandare in campo Vidani e Bellina, anche perché a 7 minuti al termine si sta un attimo a subire un piccolo break che dà coraggio agli ospiti, perché darebbe coraggio agli ospiti, mentre Barazzutti, Munini, passaggio no look, appoggio di Klaus, trentello per Munini e più 19 per la Fluid System, 69-50. 6-45 al termine. Girardo non guarda il canestro, ma Girardo bisognerebbe anche tentare qualche tiro, visto che dovete accelerare i tempi per risalire la china. Malfante infatti spara la tripla, la sbaglia. Girardo, rimbalzo offensivo, batte sul tempo Munini, gli prende il rimbalzo in testa e subisce il fallo del numero 14 maglia bianca. Rimessa in zona d'attacco per la Blue Energy. Malfante da 3, tiro che scheggia malapena al ferro e la palla carabola in mano ad Antena. Sempre doppio post alto per Antena. Munini da 3 punti. Anche lui scheggia al ferro, comincia a sentirsi un po' a serpeggiare un po' di stanchezza da una parte e dall'altra. Questa serata al Palatesini non va il pick and roll tra Pontisso e Girardo e alla fine Munini in contropiede va a inchiodare il più 21 per la Fluid System 80, 71-50. Stiamo per vaccare la boa di metà quarto periodo e della Blue Energy c'è poca traccia, anche perché Malfante sbaglia un'altra tripla. Anche come linguaggio del corpo i codroipesi non danno segnali positivi e confortanti a coach Bosini. Barazzutti attacca Barazzutti, arriva al ferro con facilità, poi però sbaglia il sottomano. Sappa fa viaggiare Girardo, poi Sappa la tripla estemporanea ma efficace di Filippo Maria Sappa, guardia classe 92. Il porta meno 18 i suoi. Barazzutti deraglia sulla buona difesa di Sant e Sappa già dall'altra parte per Girardo e vola a canestro Bellina, gli oppone il fisico e anche il gomito. Fallo di Bellina, 2 tiri liberi per Federico Girardo. Cambio per Andriola che chiama in panchina Munini e manda in campo Girardo, manda in campo Accardo. Dall'altra parte esce Pontisso, rientra in campo Nata. Quintetti sul parquet, Fluid System 80 in campo con Antena, Accardo, Barazzutti, Vidani e Bellina. Blue Energy Codroipo in campo con Matteo Moretti, Sappa, Natta, Sant e Girardo che è lunetta con i tiri liberi.
Segna solo il primo Gilar. Antena è già dall'altra parte. 4:42 al termine. Accardo. Sappa è aggressivo su di lui e commette fallo su Accardo. Terzo fallo per Sappa, rimessa in zona d'attacco per la Fluid System. Questo è il primo fallo di squadra della Blue Energy nel quarto periodo. Sempre in attacco la Fluid System 80. Triplo blocco per nessuno che esce. Alla fine deve andare Bellina a prendersi la palla a 8 metri dal canestro. Antena. Mancano 6 secondi a scadere i 24, per cui Antena deve accelerare i ritmi. Antena circumnaviga l'area, viene stoppato da Moretti. Poi arriva l'Accardo che è lì nella zona delle operazioni, recupera il rimbalzo. E la infrazione di 24 secondi certifica il brutto attacco della Fluid System 80. Più 17 per la squadra di Andriola, 4:17 al termine. O la vola spacca adesso per Blue Energy, o rientra adesso o non rientra più. Ci sarebbe anche da asciugare il parquet su richiesta dell'arbitro Carbonella, mentre Andriola, per evitare ogni tipo di rischio, richiama in panchina Antena, manda sul parquet Munini. E in campo per soprattutto asciugare il parquet c'è Domenico Goi, numero 4 della Fluid System 80. Per cui applauso anche per Goi, che si è dato da fare, classe 97 del vivaio della Fluid System. 71-54 più 17 300. Marco Dore poi in attacco per provare a risalire la china. Nata viene lasciato libero di tirare. Bellina sembrava in scampagnata al giorno di Pasquetta in difesa, e Nata ne ha approfittato, ha ringraziato e portato a casa altri 2 punti per il meno 15 della Blue Energy. 7-1, 5-6, 3:45 al termine. Bellina adesso prova a farsi perdonare l'errore. Bellina sbaglia e rimbalzo favorisce la Blue Energy. Passaggio a vuoto della Fluid System, che ricordiamo è priva di Gaspardo, priva di Bonoli, priva di Bacino e priva di Fumolo, mentre la Blue Energy si è presentata al Palatesini senza Serrao questa sera. Nata, Girardo che da lì non guarda mai il canestro. Sappa prova a mettere in ritmo Moretti, Moretti attacca il canestro, extra pass per Nata, ma questa volta Moretti ha rinunciato a un tiro aperto per andare a cercare guai sotto canestro, li ha trovati tutti. Bellina ha recuperato il pallone, 3 minuti al termine. Sempre più 15 Blue Energy, ma era più 23 qualche minuto fa. Tutto giusto, è l'attacco Fluid System. Vidani va a realizzare il più 17, per cui mette fine alla secca offensiva della Fluid System 80. Moretti. Altra palla persa da parte di anzi quasi persa sull'attacco di Accardo. Mentre voi non siete qui, voi siete davanti ai teleschermi, ma se foste qui al Palatesini sentireste profumo di, credo, spezzatino frico e qualche altra lecornia che come si faccia a commentare una partita con questi profumi che arrivano dalla cucina del Palatesini non si sa. Facciamo così, c'è il time out, vado ad assaggiare prima degli ultimi 3 minuti. Allora, spezzatino e touching bride, il menù del cuoco del Palatesini. Io vi invito a presenziare alle partite casalinghe della Fluid System 80, non solo per vedere la formazione di Andriola, ma anche per assaggiare questo ben di Dio che viene offerto a tutti gli amici appassionati di basket dalla società del presidente Tesini. Nel frattempo la Blue Energy è uscita dal timeout con una bella azione offensiva che ha riportato a meno 15 la squadra di Bosini.
Bellina attacca Nata dal palleggio, e Nata, che non ha ancora capito che deve staccarsi da Bellina in quelle circostanze, non tanto perché poi Bellina può anche tirare da 3, però questa sera l'opzione attacco in palleggio da parte di Bellina è stata perlustrata più e più volte dal numero 19 in maglia bianca. Munini in post basso contro Gilardo, Munini si gira, si volta, semigancio, 2 punti, Lars Munini, ombre del partito questa sera, 32 punti se abbiamo fatto bene i calcoli. Gilardo, si tira dal gomito dell'aria, tabellata di Gilardo, sono sempre 2, resta a meno 15 la Blue Energy. Il problema è che mancano 1 minuto e 55 secondi al termine e probabilmente i buoi dalla stalla Codori Pesce sono già scappati, hanno certamente preso la via d'uscita. Alto fallo adesso per la difesa Codori Pesce, il colpevole è Matteo Moretti, terzo fallo per lui, 1:39 al termine. Rimessa in zona d'attacco per la Fluid System 80, che adesso deve solo controllare e gestire i 15 punti di vantaggio, anzi diventano 17 perché Codorepo omette la difesa. Bosini si mette le mani nei capelli, non può credere a quello che ha visto il coach della Blue Energy. Moretti stampa sul primo ferro la tripla, 1:20 al termine. Accardo rallenta il ritmo, dice ci penso io, andiamo in attacco con tutta calma. Bellina, backdoor per Barazzutti che poi tenta la magata, non riuscita. Santi in contropiede, Nata, ci sarebbe Giraldo sul lato debole, Nata però non lo vede e allora va 1 contro 1, poi serve Moretti sull'angolo da 3 punti. La tripla di Moretti rende meno amaro il distacco per la Blue Energy, che risale a meno 14, 7-7-6-3, mentre Andriola regala la standing ovation a Bellina, Vidani e soprattutto Capitan Munini. Manda in campo Goi, Ferracin e il numero 9 Clemente. Barazzutti proprio sul blocco di Clemente. Clemente poi rolla anzi non rolla verso il canestro. Sono i passi di Barazzutti, comunque la palla viene recuperata da Blue Energy. Nata in contropiede, va ad appoggiare al tabellone il meno 12 per la Fluid System. Occhio, 30 secondi al termine, però ormai è tardi per tentare qualcosa per la Blue Energy, però adesso il divario è certamente meno duro da accettare per la formazione di coach Bosini, che adesso torna in attacco. Si gioca anche per la differenza canestri, perché non si sa mai in questa stagione. Sappa da 3 punti a rimbalzo, a rimorchio, sbaglia, Girardo vola a rimbalzo, sbaglia ma poi recupera anche il suo tiro e la partita finisce proprio in questo momento. La Fluid System 80 batte la Blue Energy 77-65. (7-7-6-5) la vittoria della Fluid System, che ha vinto di 12 ma era anche a più 23. Siamo con Claudio Munini, autore di 32 punti. Siete sempre in pochi, rotazioni sempre corte, ma alla fine vincete sempre, almeno nell'ultimo periodo. Claudio, speriamo che duri. In realtà poi oggi abbiamo recuperato un giocatore come Accardo, che per noi è veramente fondamentale. Oggi si è visto, i 2 mesi che non si allena, era dappertutto e ci ha dato una grossa mano. Tra virgolette, nella sfiga di questi infortuni secondo me ci sono serviti a compattarci un po' come squadra, cosa che all'inizio magari ci mancava. Adesso viene fuori lo spirito vero che dobbiamo mantenere fino alla fine. Codorepo è una delle formazioni più agguerrite, però al vostro cospetto effettivamente questa sera, non so se è un problema loro, hanno giocato male, ma io parlando della Fluid System avete giocato veramente bene, o meno facendo un passaggio avanti, un passo in avanti rispetto agli ultimi tempi. Sì, soprattutto al di là degli aspetti tecnici, secondo me come squadra, come quadratura di squadra abbiamo dimostrato di esserci, siamo arrivati prima sulle palle vaganti, siamo andati forte a rimbalzo, poi una volta che primeggiamo su questi aspetti qua viene fuori il nostro tasso tecnico, che è comunque importante, abbiamo tanti giocatori importanti e
grazie all'intensità poi riusciamo a tirarlo fuori e farlo vedere rispetto agli altri. Claus, il tuo adattamento alla Serie C regionale, che è un campionato che credo tu non abbia mai giocato, credo. Ma da ragazzino sono tornato alle origini, quando ho fatto la C2 a 16 anni con la CBU e poi l'anno dopo anche a Fagagna. Non è tanto questione di adattamento, poi è facilitato da giocare con tanti giocatori in gamba, per cui riusciamo a trovarci. Adesso che i meccanismi di squadra migliorano, iniziamo a trovarci nelle nostre posizioni migliori per essere più pericolosi, e questo aiuta me in primis, ma poi anche i miei compagni. Claus, in bocca al lupo per le prossime. Crepi il lupo, a presto. Più 12 la vittoria della Fluid System sulla Blue Energy, Fluid System che ranca più 23, insomma a certificare anche la buona prestazione della formazione di Andriola, che è contento, non contento? No, sono contentissimo perché abbiamo ottenuto, insomma, una vittoria che era difficilissima in partenza contro una squadra che ancora non aveva mai perso, un'ottima squadra peraltro, noi nelle condizioni in cui eravamo. E quindi insomma senza Gaspardo, senza Bonoli, senza quello, ne mancavano 4-5, insomma, quindi non è quello. I ragazzi non solo, tutti abbiamo stretto le fila, abbiamo smesso di lamentarci che questo non c'è, quello non c'è, abbiamo più che altro invece dato accesso a tutte le nostre risorse, perché quelli che ci sono degli ottimi giocatori, della gente di grande credibilità e niente, questi siamo e abbiamo tirato fuori tutto il talento, tutta l'energia a disposizione, secondo me sciorinando una partita che meglio di così non potevamo giocare, insomma, precisi in difesa, abbiamo mollato gli ultimi 2-3 minuti, ma perché noi fra 48 ore scendiamo di nuovo in campo e giocando di nuovo in 6, quindi insomma devo pensare che i 2 punti di Codroipo varranno come i 2 punti di Cervignano, no? E quindi insomma alla fine ho preferito far rifiatare un pochettino, mi interessava poco il divario, mi interessava vincere questa partita e poi naturalmente rivincere sabato, che comunque non sarà facile, anche perché Cervignano non ha giocato il turno infrasettimanale, per cui arriverà bello fresco come una rosa e noi da questa battaglia, ma insomma bene così, intanto abbiamo vinto, nessuno in questo campionato è più imbattuto e questo va bene, di squadre imbattibili, di corazzate non esistono, tutti vincono, tutti perdono e noi vinciamo anche in queste condizioni qui, che è la cosa che secondo me alla fine della fiera ci darà grande carica per i momenti quando conterà veramente, no? Alberto, in attacco hai tanto talento, per cui si vede che quando la palla gira bene. È in difesa che effettivamente stasera ho visto una buona Fluid System. Vero? Sì. Ma il problema secondo me è facile. Il Codroipo è una squadra che gioca a pallacanestro, che è una squadra di pallacanestro, senza offesa a tante altre, ma voglio dire, quando ti trovi a giocare con 5 piccoli, è chiaro che Bellina fa difficoltà a giocare con 5 piccoli, allora magari devi fare una zona che non hai ancora provato, eccetera. Giocando con una squadra con 2 lunghi di ruolo che giocano da lunghi, eccetera, diventa tutto tecnicamente più facile rispetto ad altre squadre, non so, tipo San Daniele, per esempio, dove tutti corrono, saltano, gli devi correre dietro, oppure devi essere così bravo, ma adesso noi non siamo così bravi, di giocare imponendo gioco, tecnica, soluzioni tattiche. Questo probabilmente saremo in grado di farlo a marzo, adesso dobbiamo corrergli dietro e a correre sono più bravi gli altri ancora. Corso in bocca al lupo. Grazie. Meno 12 la prima sconfitta stagionale della Blue Energy Codroipo al Palatesini contro la Fluid System. Coach Bosini, cosa non è funzionato? Ma sai, loro non senza Serrao, vabbè che anche loro erano sempre. No, ma non è nessuna attenuante, insomma, abbiamo giocato ad armi pari, loro hanno avuto una giornata fantastica al tiro, che io ho detto al mio amico che spero per lui che tirino sempre con quelle percentuali, non avrà nessun problema. Noi ci abbiamo fatto quello che potevamo, insomma, noi abbiamo pagato un po' a livello di esperienza, così, insomma, e loro sono stati bravi e niente da dire. Però insomma io sono contento di quello che abbiamo fatto, ci abbiamo messo voglia, abbiamo difeso, anche nei momenti che abbiamo beccato canestri così, canestri un po' su palloni, rimbalzi, cose di questo genere, dove abbiamo peccato forse un po' di inesperienza. Devo dire che abbiamo sempre tenuto il campo con intensità e determinazione, che insomma è quella che è la nostra caratteristica, che ci ha permesso di fare 4 vittorie consecutive. Abbiamo perso qua, pazienza, insomma, non è che mi aspettavo, se vincevo era sicuramente una cosa positiva, se perdevo, insomma,
Spero di, quando torneranno verso febbraio, di rendere un po' la vita un po' più difficile che la nostra. E si giocherà quella volta a Codoipo. Coach, ho notato due cose, molto altalenanti però in realtà, proprio anche come efficacia nel gioco. No? Ci sono momenti in cui giocate benissimo, altri momenti in cui... Sì, noi in qualche momento ci impantaniamo, diciamo che non abbiamo la continuità. Quando noi giochiamo di squadra e giochiamo assieme, quello che predico da una vita, noi diventiamo una squadra pericolosa, difficile da contenere proprio, perché abbiamo un po' di fisicità, la palla gira, abbiamo anche discrete mani. Poi qualche volta ci intestardiamo a voler risolvere, non aver pazienza, magari a seguito di un po' di aggressività che viene proposta dagli avversari. Noi tendenzialmente facciamo questi errori qua, l'abbiamo fatti anche in queste partite, abbiamo avuto questi alti e bassi, però sai, è sempre il solito discorso, noi abbiamo una media di 22 anni e tolto Serrao e Malfante, sono tutti ragazzi che hanno 21-22 anni al massimo e a scalare, e quindi chiaramente certi problemi possono saltare fuori. Prossima partita, coach? Andiamo contro il Bor, sabato sarà una partita difficile perché quel campo là comunque non è facile, speriamo bene, insomma, fino adesso abbiamo fatto bene, insomma, io sono fiducioso, sono contento, sono ragazzi che si allenano sempre con grande volontà e determinazione, quindi insomma tutto bene, dai. In bocca al lupo. Esatto, a voi. Ciao. Grazie, coach.